Cari amici del Trevignone, ancora vi racconto una storia incredibile. Vi dirò, non vi credo neanche a me. Però l'è riportata su nel libro Oltre Sarca, scritta Livo da Bertamini, Augusto Tamburini e Stefano Vivaldelli. Di cosa si parla? Si parla di apparizione dei santi nella nostra zona, cioè Vignole, Bologna, San Martino, Masson, Mezzacosta, sul Velo, e robe veramente incredibili. Ma nemmeno un po' veloci, perché è tanta la roba che è scritta in questo libro a sto proposito. Partendo dal fatto che a un certo punto un certo Giacomo del fu Peder Francesco va perfino dal notaio. Questo nell'aprile del 1560 a fargli scrivere, quindi proprio a fare un atto notarile per dire che lui gavù diverse apparizioni dei santi. In particolare dice che nel 1551, nei dì 2 e 3 settembre, che era mercoledì e Zovia, che ha apparso in abito bianco i gloriosi santi Giacomo e Silvestro, promettendo intercessioni presso l'Onnipotente Dio e la gloriosa Vergine Maria per stornare i castighi già deliberati dal Padre Celeste per queste popolazioni. I santi, con la loro visita, colgono l'occasione per sollecitare i sacerdoti e tutte le genti del comune di Oltresarca, Arco e Lomazzol perché ripistino la devozione comandata nel 1517 con una precedente apparizione del solo San Giacomo al fu colonnello del Rebia da Bolognano. Cosa domanda gli stichi? De recarsi in processione ordinaria e in generale per 3 volte all'anno a visitare la piccola chiesa a loro dedicata su in mezzo alla montagna di Oltresarca, dove la anche adesso, Mezzacosta. Questo richiamo a riprendere una devozione che con il trascorrere del tempo era andata con tutta probabilità estinguendosi. E questo dimostra, i dischi nel libro, il bisogno che aveva la Chiesa di suscitare nella gente quel sentimento religioso che in taluni momenti e circostanze storiche e per svariati motivi, non ultimo quello dei cattivi esempi dati dal clero, rischiava di affievolirsi o addirittura di scomparire. Ma non è finita qua. E stesso Giacomo, che doveva essere certamente uno, insomma, non pio, ma anche avere la fortuna, vi dico, racconta di avere un'altra apparizione dei santi, sempre Giacomo e Silvestro, stavolta in compagnia della gloriosa Vergine Madre Maria. Questo quando? Nel 19 settembre del 1551, e dove? Del Rio, la chiesa di San Floriano a Bolognano. I santi stavolta lo incaricano di tutta una serie di compiti dopo avergli riferito di essere stati per ben 3 volte in ginocchio davanti all'Onnipotente Dio a supplicarlo di non voler mandare flagello alcuno sopra i popoli, ma di avere per loro misericordia e di non guardare i loro peccati. E anche qua vi delle commissioni da fare. Innanzitutto quella di andare in giro per tutto l'Episcopato trentino e fuori di esso a riferire di tale comparizione ed a raccogliere l'elemosina per la chiesetta dei santi Giacomo e Silvestro. Poi di pregare l'illustrissimo signor Conte Massimiliano d'Arco perché voglia andare a Roma dal Papa a intercedere qualche buona indulgenza sempre per detta chiesetta. Inoltre vi è l'invito rivolto a tutti di tenere in grande riverenza i frati del monastero di Santa Maria delle Grazie e di avere in grande devozione quel luogo e monastero. Insomma, qua che dei compiti da fare. E comunque non è finita, perché direttamente dai santi vengono date a Giacomo perché le faccia conoscere a tutti alcune fondamentali regole di vita cristiana e chi le dolori. Allora, cos'è che gli disti santi a sto Giacomo? Che intanto nelle domeniche e in tutte le feste comandare l'era vietato ogni lavoro manuale,
né si doveva tenere consiglio o regola di sorte alcuna. Nessuno doveva blasfemar né spergiurar Dio né i suoi santi per modo alcuno. A uomini e donne era proibito far il levador, cioè far lievitare il pane. Questo quando la domenica sera per il giorno seguente, insomma per il lunedì non si doveva preparare il pane. I giorni di sabato, o sempre compiti dati dai santi, scoccate le ore 22, tutti dovevano abbandonare il lavoro in qualunque posto si fossero venuti a trovare, questo per mettersi a recitare la corona della Madonna. Tutti venivano altresì invitati a dire la corona ogni giorno e quelli che non la sapevano venivano sollecitati ad impararla per sottostare al medesimo obbligo. Venivano da ultimo maledetti da Dio coloro che avevano la cattiva abitudine di incalcinare le uve. Cioè praticamente, se ho ben capito, non poteva mettere l'acqua con la calzina sotto le vigne per mandare via il moscio e le erbazze. Poi che una terza apparizione, ancora di Santi Giacomo e San Silvestro, sempre in compagnia della Madonna, e sto chi, sto Jacomo, e l'ha visti sulla cima dei monti di Sforipuzze il 9 ottobre del 1551, intanto che camminava sulla strada che portava a Vignole. Stavolta i santi che domandava denaro all'arciprete de Arco a dirgli che doveva pubblicare ai popoli la loro volontà per indurli alla devozione. E l'arciprete poi, sempre nei dì del Natale, in quelli della Resurrezione e Pentecoste, nei dì di San Giovan e di Santa Maria, doveva predicare e rendere pubblica l'epistola della domenica, e ancora sempre l'arciprete tutte le prime domeniche del mese doveva spiegare il Vangelo alla gente e fare una processione alle chiese della zona. Come avrei capito, non si poteva stare lì a vacillare, a mettere in dubbio queste robe, ma questo è niente rispetto a quel che era previsto per quel che bestemmieva. Cioè, è una roba veramente, per ogni bestemmia contro Dio o la Madonna, se c'era la denuncia di qualcuno, bisognava pagare 10 libbre di buona moneta e 7 se si bestemmiavano i santi. Chi non poteva pagare entro lo spazio di un giorno, per ogni volta che aveva bestemmiato, doveva venire immerso 3 volte con tutta la persona, in qualunque stagione si fosse, nel fiume più vicino, cioè nella sacca, nel salone, sti chi metteva zo 3 volte, tutte e 3 quel che aveva bestemmiato. Gli appellativi denigratori più pesanti dati a Dio e alla Madonna costavano 25 libbre di buona moneta, che andavano metà alla Camera Episcopale e metà all'accusatore del reo. Senti sta roba qua. Cioè quel che era fare la denuncia, che però ovviamente veniva tenuto segreto perché se no magari chiedeva. Se poi qualcuno completamente uscito di senno, con totale disprezzo di Dio, della Vergine Maria, dei suoi santi, si fosse scagliato contro le loro immagini con animo adirato e le avesse percosse o avesse fatto loro indirizzo di gestacci, dopo regolare istruttoria, processo e condanna, o gli veniva troncata la mano destra e tagliata la lingua, ad esempio per tutti. E un particolare riguardo, chi disse era rivolto dalle autorità anche la tutela della pubblica morale. Se ci si lasciavano sfuggire parole ingiuriose contro qualcuno, tale colpa costava 1 libra e 4 grossi. Le libbre diventavano 10 se simili episodi accidentalmente capitavano davanti a Monsignor Vescovo, 5 in presenza di un suo vicario, del sindaco, o indifferentemente sia che ci si fosse trovati su una piazza o in qualche chiesa. Naturalmente, se i reati erano ancora più gravi, più pesanti diventavano le punizioni. E con questo, sperando in tempi migliori, vi do l'appuntamento alla prossima storia.